L'acqua risorsa sempre più preziosa, meno piogge, periodi di siccità prolungati, questi gli scenari disegnati dagli esperti di cambiamenti climatici riuniti a Venezia per presentare i risultati di un progetto finanziato dall'Unione Europea. Servizio. Perché l'acqua è sporca dentro nelle falde, no? Che sono questi serbatoi sottoterra. L'acqua arriva lì e non si pulisce più perché non c'è più l'acqua nei fiumi. Da marzo a ottobre non piove più. E poi d'inverno viene giù un'acqua che in 2 ore ti... Notizie dal TG del 22 settembre 2071. Un futuro che deve fare i conti con la risorsa acqua sempre più scarsa, cambiamenti climatici ma anche gli eccessivi prelievi. Per evitare che vada a finire così, l'Unione Europea ha varato il progetto Trust per creare una banca, una cassaforte per conservare l'acqua nel sottosuolo. La necessità di investire in termini di ricerca e di innovazione tecnologica nel creare delle riserve idriche di emergenza da utilizzare e comunque per il potenziamento della riserva idrica da destinare agli usi principali. In Veneto le falde si abbassano di una decina di centimetri all'anno. Nei mesi scorsi l'autorità di bacino e i consorzi di bonifica hanno fatto degli esperimenti allagando dei campi e poi verificando l'innalzamento, in questo caso, della falda. Basti pensare cosa si prevede in un cambiamento non climatico o in quantità d'acqua, ma una distribuzione diversa delle acque. Questa distribuzione diversa fa pensare che dovremo agire nel prevenire, quindi immagazzinare per poi rilasciare in momenti successivi le quantità d'acqua necessarie. Il bilancio complessivo sarà sicuramente rimpinguare la falda, aumentare l'acqua che immagazziniamo, ma anche ridurre e razionalizzare l'uso e ridurre gli sprechi. C'è ancora tempo per intervenire, ma ora la parola passa al mondo politico. Servono decisioni per garantirsi un futuro dove l'acqua non diventi una risorsa sempre più scarsa. È stato inaugurato oggi un nuovo sottopasso a Cittadella,